Quinta corsa, una condizionata sul miglio, sono 12 dopo il ritiro di Quadrado Waisel. Lo schieramento: 1 Cosimo I Cla, 2 Cuore Matto, 3 Bolt, 4 Calypso SBF, 5 Caspian Mo, 6 Cazzaniga Light, seconda linea 7 Bliss del Circeo, 8 Brios, 9 British Matley, 10 Coda di Lupo, 11 Commander Crow, in terza fila 13 Cenerentola Leo. Favori per Bolt, numero 3 Lorenzo Baldi. Macchina che accelera con la velocità, l'errore di Caspian Mo mentre si lancia in testa Calypso SBF, che conduce dunque sulla piegata nei confronti di Cuore Matto. All'esterno è subito Bolt che va su Calypso, dopo 200 metri di gara l'impegna, i due alle prese, poi Bolt si avvantaggia gradualmente e sfila in poco meno di 400 metri su Calypso SBF, quarto iniziale in 29,4. La terza posizione lungo la corda per Cuore Matto, mentre all'esterno avanza Cosimo I Cla. Progredisce dopo 500 metri di gara, cerca di avanzare su Calypso SBF. Se ne vanno i 600 in 44,6 con il favorito Bolt che conduce nei confronti di Calypso. Cosimo I Cla sempre per corsie esterne, ancora Cuore Matto che precede British Matley, poi Cazzaniga Light e quindi Commander Crow, via via tutti gli altri con gli 800 che se ne vanno in 1,3 e 1. Continua del suo passo Bolt, completa 1 chilometro in 1,13 e 7. E siamo a 500 dalla conclusione. In seconda posizione si mantiene Calypso SBF, all'esterno sempre Cosimo I Cla. 400 alla conclusione, parziale in 14 e 6, con il quale Bolt mantiene quelle due lunghezze abbondanti di margine su Calypso, che ha sempre all'esterno Cosimo I Cla che sta facendo un corsone. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Bolt nettamente avanti a tutti. Bolt in vantaggio ai 100 finali. Nelle battute conclusive si isola in avanti Bolt, mentre per il secondo posto Cosimo I Cla completa un percorso davvero molto valido e batte Calypso SBF. 1,13,5 il ragguaglio conclusivo, 29,7 a chiudere. Ma tutto molto facile per Bolt, che ritorna così alla vittoria dopo tanto tempo. Lo porta al palo Lorenzo Baldi, che in percorso di testa, sfilando dopo 350 metri, non ha più problemi e viene a vincere davvero nettamente con Bolt. Lorenzo Baldi in salchi e al training per conto della scuderia Regina Orsis.